Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Le telecamere di Dilettanti Gol sono oggi a Fratte di Santa Giustina in Colle, nell'Alta Padovana. Allo stadio di Via Commerciale si gioca Fratte Artspera, gara valida per il campionato FIGC di seconda categoria Girone M, sesta di ritorno. Temperatura intorno ai 10 gradi, cielo coperto, terreno in buone condizioni. Le formazioni. Il Fratte, in tenuta blu, scende in campo con Dainese, Volpato, Bergamin, Mattietto, Pegoraro, Cecchin, Fabio, Magnabosco, Zorzi, Beraldo, Gobbo, Cecchin, Roberto. A disposizione di mister Cavinato, Stocco, Floriani, Sgargetta, Baccega, Pasqualetto, Dengo, Cagnin. L'Artspera, in maglia bianconera, è schierato con Tessari, Pivato, Zanon, Olia, Marconato, Munari, Bertoncello, Attilio, Marcon, Maggiolo, Bonetto, Zandarin. A disposizione del mister Vaioli, Daniele Bertoncello, Abagnale, Giacometti, Martini, Sato, Beghin, Bertolin. Dirige l'incontro il signor Salvi della sezione AIA di Padova. Ottavo, Bonetto dalla lunga distanza, buona l'intenzione, impreciso. Ancora Bonetto, la mira c'è, ma le dita di Dainese salvano il risultato, solo angolo. 21esimo, indecisione della difesa del Fratte, portiere compreso, recupera in extremis Volpato. Si fa vedere in avanti il Fratte, Zorzi dai 18 metri, alto. Sembra fatta per l'Artspera, da azione d'angolo colpisce Maggiolo, respinge distinto Dainese, sul tappin palla in rete, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Resta lo 0-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. 12esimo, Capitan Mattietto su punizione, parata di Tessari alla sua sinistra. Fanno girare bene la palla gli avanti del Fratte, sulla destra Beraldo, destro forte, a lato. 40esimo, tiro dai 16 metri di Zanon che cerca il 7, sul fondo. 89esimo, Cecchin controlla e tira, Tessari c'è. Finisce dopo 95 minuti, Fratte e Artspera non vanno oltre lo 0-0. Mister Gianni Cavinato, allenatore del Fratte. Allora, risultato 0-0, risultato giusto? Ma direi un primo tempo più giocato da loro, però un secondo tempo che forse si poteva portare a casa qualcosa di diverso. Abbiamo avuto più occasioni noi, un paio di occasioni non limpidissime, però c'è stato un tiro di Sgargetta, un altro di Magnabosco e sul finire un'altra mischia in area. Diciamo che un pareggio ci può stare, anche se alla fine forse qualcosa, un rammarico ci può essere, ci può stare da parte nostra, insomma, secondo il mio punto di vista. All'avvio di gara pensavate che questo pareggio fosse stato così un obiettivo buono per la giornata? Ma guardando la carta no, però io sono uno che crede sempre nella squadra, lavoriamo in settimana in maniera importante, è un gruppo che sta crescendo, che deve crescere, che ha delle prospettive, è stato amalgamato quest'anno, un po' alla volta ci sta dando dei risultati soddisfacenti. A volte non sempre siamo stati assistiti dalla fortuna, però diciamo che guardiamo positivamente in avanti, insomma. Ancora una domanda, è il nono pareggio e qual è il vostro obiettivo della stagione? Ma speriamo di salvarci, crediamo fermamente di salvarci, se continuiamo a essere in crescita come stiamo dimostrando in queste ultime 5-6 partite, anche se domenica abbiamo perso in maniera un po' rocambolesca, però stiamo facendo bene, ce la stiamo giocando alla pari, abbiamo incontrato le prime del girone, secondo me ce la stiamo giocando, insomma. Domenica prossima il recupero. Recupero una squadra che non conosco, però la mia squadra, ripeto, è in salute, sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto della mentalità stiamo crescendo e ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto finora, insomma. Denis Fontana, presidente dell'Artspera, ai nostri microfoni. Allora, la partita di oggi, un commento. Una partita difficile,
ed è stata come me l'aspettavo, insomma, la squadra di casa che aveva bisogno di punti, anche noi, partita un po' maschia, comunque una bella partita, peccato per noi, 2 occasioni, un salvataggio sulla linea e un gol annullato così un po' dall'arbitro, una decisione comunque che dobbiamo accettare e basta, ecco un punto per noi importante che proseguiamo per il nostro obiettivo finale. La miglior difesa del torneo? Sì, tutta la squadra, diciamo la difesa e poi anche tutta la squadra aiuta la difesa e questo è un nostro punto di forza e siamo molto contenti anche di questo, insomma. Ancora un dato, dal 28 di novembre non uscite sconfitti da una gara. Il vostro obiettivo? Noi vogliamo fare molto bene, siamo partiti con una squadra nuova, la squadra adesso si è assemblata bene, i ragazzi hanno imparato a giocare assieme e vediamo di andare molto avanti. L'obiettivo non lo diciamo, però vogliamo far bene quest'anno per riportare l'Ardisce Spera nella categoria che gli compete, insomma.